E allora, buonasera a tutti dalla pagina Facebook e dalla pagina YouTube dell'Accademia della Lingua Siciliana per questa diretta sulla lingua siciliana. Abbiamo voluto prendere lo spunto, occasione dalla giornata, dalla 10ª giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali, che ogni anno, appunto il 17 gennaio, si celebra grazie all'idea dell'UNPLI, Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, alla quale noi aderiamo come Accademia ogni anno da quando esistiamo. Ecco, quindi è stata un po' una scusa per ritornare in diretta sulla nostra pagina Facebook. Di cosa parleremo stasera? Ma ovviamente di lingua siciliana, chiaramente. Come ne parleremo? A così come bene. Ci sono tante di quelle cose da dire sulla lingua siciliana che non ci creiamo problemi, quello che viene sarà, penso, sempre discretamente interessante, ma non tralasceremo di ascoltare anche qualche componimento poetico in lingua siciliana. Iniziamo subito presentando il primo, speriamo forse non l'unico, ospite della serata. È con noi il poeta di Castellammare del Golfo, Giuseppe Gerbino. Buonasera Giuseppe. Giuseppe, mi senti? Il microfono attiviamo? Il Perfetto. microfono, sì, esatto. Ciao Fonso, dicevo ciao a tutti. Una buona serata a tutti. Io invito le persone che ci stanno seguendo a interagire con noi, perché se no che facciamo a fare la diretta, giusto? Tanto male che facciamo registrata, no? Invece no, cortesemente interagite come nei commenti, e già arrivano i primi commenti. Leggo dei saluti. Anna Maria Dragna, buonasera. Buonasera Massimiliano Verde, presidente dell'Accademia della Lingua Napoletana, un'accademia con la quale noi collaboriamo. Buonasera a Salvatore Turrisi, e ci scusiamo se ci sono degli altri commenti che non leggiamo, perché già sapete che purtroppo non tutti ci appaiono, quindi dovremmo andare a controllare anche sulla pagina Facebook ed è un po' complicato. Ma dopo questi saluti iniziali io direi di passare subito al vivo di questa diretta. La lingua siciliana, ci sono delle novità innanzitutto, ecco, prima di passare a parlare di lingua siciliana, ci sono delle novità che come presidente dell'Accademia ho il piacere di dire e di ricordare a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Quali sono queste novità? Che l'Accademia della Lingua Siciliana è stata contattata da altre organizzazioni, le quali hanno chiesto una collaborazione. In che senso? In cosa si esplica questa collaborazione? Intanto salutiamo anche Salvatore Nania. Buonasera. Questa collaborazione che ci è stata chiesta è relativa a un fatto che a noi fa molto piacere, cioè queste organizzazioni vogliono scrivere in lingua siciliana e vogliono una nostra consulenza. Dove scrivono? Scrivono nelle loro pagine Facebook, nei loro siti internet, nei loro comunicati addirittura. Assieme alla lingua italiana, hanno deciso di usare la lingua siciliana. Quindi c'è una sorta di bilinguismo che si va affermando al di là del bilinguismo auspicabile, auspicato ancora, istituzionale, politico, ufficiale. Quindi al di là dell'ufficialità già ci sono delle organizzazioni che vogliono usare il bilinguismo. E allora ci fa piacere dire quali sono queste due organizzazioni che ci hanno chiesto questa collaborazione. Con una abbiamo firmato un vero e proprio accordo scritto. Questa è la Sicily Football Association. Che cos'è Sicily Football Association? È un'associazione che ha ideato, tramite ovviamente un percorso ufficiale di iscrizione alla Federazione Internazionale, che non è una cretinata, è una cosa seria, riconosciuta, ha ideato di istituire la Nazionale Siciliana di Calcio. Quindi questa organizzazione ci ha chiesto di una consulenza per poter scrivere i loro post quotidiani su Facebook e i loro comunicati stampa
anche in lingua siciliana. Quindi troverete nella pagina Facebook di Sicilia, scusate, non è Sicily, è Sicilia Football Association, troverete i comunicati, i post in lingua italiana e in lingua siciliana. Qual è l'altra organizzazione che ci ha chiesto una cosa molto simile? È Trinacria, è un sito internet, trinacria.info, vi invito a visitarlo perché è molto interessante, e soprattutto visitare anche la pagina Facebook di Trinacria. Quotidianamente Trinacria nella propria pagina Facebook cosa fa? Pubblica dei post sia in italiano, ma ce ne sono altri che ha deciso di pubblicarli soltanto in lingua siciliana. Su cosa? Su argomenti di attualità. Ecco, noi ci curiamo del testo. In più, ogni settimana, con cadenza non proprio giornaliera, ma quando ci sono delle ricorrenze importanti, pubblicano altri post. Scusate, mi ero dimenticato che i primi post non solo sono scritti, ma c'è anche la versione podcast, ok? Quindi si possono anche ascoltare. Questa è una cosa molto interessante e che sta piacendo tanto. Ci sono molti mi piace, molte condivisioni, perché è una cosa che sta interessando. E questo è un elemento assolutamente positivo per la lingua siciliana, questo interesse verso la lingua siciliana. E l'Accademia viene contattata proprio per una consulenza. Giuseppe, c'è da dire una cosa, che tra i membri dell'Accademia, del Collegio Scientifico che si occupano di queste traduzioni, di queste consulenze, ci siamo anche noi due, lo possiamo dire, no? Non c'è niente di male. Ma come traduciamo? Questa è una cosa interessante da dire. Già iniziamo a parlare di argomenti interessanti sulla lingua siciliana spiegando questo fatto, perché molte cose non sono chiare. Ecco, non sempre leggerete questi scritti identici, cioè ci possono essere delle parole, dei termini che a volte sono scritti in una maniera e a volte in un'altra maniera. Non sono errori. Ecco, bisogna chiarire questo. La lingua siciliana non è una lingua ufficiale, purtroppo, dico io. E allora che succede? Non essendo una lingua ufficiale, non c'è un vocabolario, un dizionario ufficiale di termini in lingua siciliana, ok? Così come non c'è una grammatica ufficiale. Quando dico ufficiale intendo riconosciuta dalle istituzioni, ok? Ci sono tante grammatiche, tanti dizionari molto importanti. Ecco, però non si può dire questo è il dizionario della Crusca, tanto per dire, oppure della Real Accademia Spagnola, come esiste per le lingue ufficiali. Ho fatto due esempi, no? Questo non c'è. Però questo non vuol dire che ognuno può fare quello che vuole con la lingua siciliana. Per carità, può fare chi tu che vuole, però non è, diciamo, la lingua siciliana ha una sua coinè letteraria che noi come Accademia cerchiamo di rispettare. Devo dirvi che abbiamo anche iniziato a lavorare su un progetto di una grammatica dell'Accademia della Lingua Siciliana, che non vuole essere la grammatica ufficiale per le ragioni che ho detto prima, ma fin tanto che non sarà pronta, e anche un dizionario per carità, fin tanto che non saranno pronti, noi non per questo non scriviamo in lingua siciliana. Con queste piccole differenze che ci possono essere da autore a autore, ma sono veramente dei dettagli, ecco, delle piccole differenze. D'altronde, se ci pensiamo bene, anche in lingua italiana ci sono dei termini che si possono dire in due maniere diverse. Ora, la mia memoria non è il mio punto forte, però per esempio mi viene la parola aiola o aiuola, si può scrivere sia con la U sia senza U. Sono entrambe le versioni corrette. Oppure gioco o giuoco, entrambe sono corrette. Ecco, quindi non ci scandalizziamo se in siciliano, in una traduzione di Fonso Genchi per Trinacria vedete numero, e in una traduzione di Peppe Gerbino vedete invece numero con la invece con la I. Fonso, scusami. Prego, interrompimi quando vuoi. Tanto per fare un esempio in lingua italiana: cocomero, anguria, melone d'acqua.
Ma infatti addirittura, quindi non solo, qual è il problema? Assolutamente, ecco. Quindi abbiamo già iniziato a parlare di lingua siciliana e delle sue problematiche, delle false problematiche. Io sempre dico che sono dei pregiudizi linguistici che molti hanno sulla lingua siciliana e sui quali è bene riflettere, perché sono dei falsi problemi, ok? Non ci creiamo questi problemi stupidi, cioè le piccole differenze ci sono anche all'interno delle stesse lingue ufficiali. Per esempio, un altro esempio, Peppe, oggi come dicite a Casteldammari, per esempio, io venivo spesso da te. Io venia. Venia. E allora invece in altri posti si dice io veneva. Ok? Allora che fa? Qual è giusto? Chisto o l'auggio? Sono giusti tutte e due. In spagnolo, per esempio, il congiuntivo ha due forme. Lo spagnolo è una lingua ufficiale, ma in spagnolo non si affrontano avere due forme diverse per congiuntivo. Io fossi, si dice, o io fuera o io fuesse. È la stessa cosa e sono corretti entrambi. Perché andiamo a creare problemi? Noi abbiamo questo fuera, in siciliano diventa fora buono, sì, per dire fusto il buono. vecchio congiuntivo siciliano era simile a questo spagnolo. Esattamente. Tuttora è in uso. E tuttora è usato in alcune parti. Sì. Esattamente. Se fora buono, se venisse, se vincesse lo Superenalotto, per esempio. Quindi perché andiamo a creare questi problemi che sono dei falsi problemi? Comunque io mi fermo un momento prima di dare la parola a Peppe, perché voglio leggere un po' i commenti e vediamo di salutare anche Cristoforo Sollena che ci saluta, non so se c'è qualche altro che ha scritto. Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando. E allora parola a Peppe. Peppe, io volissi che tu cominciassi con una bella poesia, una delle tue. Perché io apprezzo tanto... una poesia bella non lo so, una cosa curta, perché le poesie lunghe poi sta una cosa curta. Vediamo, vai. Vediamo. Ti do tutto lo schermo e lo spazio per te. Avviciniamoci al microfono così la sentiamo bene. Avvicinati al microfono. Mi sentite? Mi sentite? Sì. Mi senti, Fonso? Sì, perfetto. Perfetto. Si intitola L'arma mia, cioè l'anima mia, per chi non fosse siculofono. Perché qualcuno potrebbe capire l'arma nel senso di pistola, fucile. No, l'arma in siciliano è l'anima. No, non ti dico sì la vita mia e non ti dico tu sei lo mio cuore, perché tu si sai con le parole descrivere un si può sta malattia che mi tormenta e le pensieri sore sono sopranate della fernicia. Lo sai so che sì, sì l'arma mia che campa pure quando tutto muore. Ecco qua, Ponzo. Sintetica ma molto profonda, molto... Non lo so. Questo vedremo se qualcuno vorrà commentare. Buonasera anche a Maurizio Sagona che ci ha salutato nei commenti. Allora, Peppe, io volevo affrontare un'altra problematica, una falsa problematica della lingua siciliana. Tanto per cambiare. Tanto per canciare, perché dobbiamo assolutamente togliere questi pregiudizi, è una delle missioni dell'Accademia, no? Non se ne può più di queste fesserie. E allora, un'altra problematica, dice, ma la lingua siciliana, ma quale lingua siciliana? La lingua siciliana non esiste, perché in ogni città si parla in maniera diversa. Ma perché l'augelingui come si parlano in ogni città? Ma già a cominciare con la lingua italiana. La lingua italiana è nata come lingua letteraria. Esattamente. Come lingua letteraria, cioè, ognuno parlava il proprio dialetto, quindi diciamo che è stata quasi imposta la lingua italiana, no? Tant'è che ancora oggi abbiamo delle difficoltà con la lingua italiana. I primi parlamentari, durante il primo Parlamento, avevano difficoltà a conversare fra di loro perché non conoscevano la lingua italiana, si esprimevano nel proprio dialetto, avevano delle vere e proprie difficoltà. Perché esiste l'italiano standard? Sono pochi a conoscerlo, soprattutto a saperlo parlare, perché bene o male quello standard ce lo insegnano a scuola, però quello che parliamo noi quotidianamente non è altro che un italiano regionale. Esattamente, il nostro italiano regionale. Questo. E allora,
Coscienza linguistica, una cosa importantissima per poter capire meglio la lingua siciliana, perché non la capiamo, ma non la capiamo perché non capiamo che diciamo, non capiamo linguisticamente le problematiche, quali sono quelle vere, quelle false, proprio perché abbiamo una coscienza linguistica pari a zero. Perché? Perché purtroppo a scuola non ci è stato insegnato quasi nulla sulla lingua siciliana, quindi per noi è un qualcosa che se esiste solo nella pratica, ma non sappiamo parlarne con coscienza linguistica. Ecco, invece è molto importante. Quindi, riepilogando, come giustamente ha detto Giuseppe Gerbino, l'italiano standard in Italia non lo parla nessuno. In nessuna parte d'Italia si parla l'italiano standard, si parla ovunque l'italiano regionale. Anche nella patria dell'italiano, nella Toscana, ci sono delle particolarità che fanno sì che i parlanti di quel luogo non parlano completamente l'italiano standard. Mi riferisco per esempio alla famosa gorgia toscana, no? La C aspirata, la Hasa, che non è una pronuncia italiana ovviamente. Quindi in ogni regione d'Italia, quando si parla la lingua parlata, attenzione, dobbiamo fare questa differenza, dobbiamo avere ben chiaro, una cosa è la lingua scritta, una cosa è la lingua parlata. La lingua parlata è diversa dovunque. Posso fare, Peppe, un esempio che non riguarda l'italiano e che sempre racconto nelle mie conferenze. Assolutamente. Cercherò di essere veloce. Ero in Irlanda ad allenare una squadra di football americano, perché io sono allenatore di football americano, ed ero ospite in questi mesi del presidente di questa società sportiva. Io bene o male l'inglese lo capisco, sono un poco surdo, quindi qualche cosa magari mi sfugge, ma lo capisco e lo so parlare. Ed erano con me due giocatori che mi ero portato per rinforzare la squadra da Catania, due ragazzi di Catania che erano stati i miei giocatori qui in Sicilia, e me li ero portati a Carrickfergus, una cittadina nell'Irlanda del Nord, per rinforzare questa squadra. E parlavamo col presidente quando cenavamo con lui a casa sua, del più e del meno in inglese, ci capivamo perfettamente. Se non che una volta disse una parola che in italiano tutte e tre una faccia, mi dice ma cosa sta dicendo? Non abbiamo capito. E gli abbiamo chiesto, puoi ripetere questa parola? Nessuno di noi tre siculi riuscì, tutti che capivamo l'inglese, riusciva a capire questa parola. Alla terza volta che gli abbiamo chiesto di ripeterla, lui invece di ripeterla ha fatto così. Si vede? Sì, 8. È il numero 8. Cioè noi non capivamo il numero 8, pur capendo tutto in inglese. Perché? Perché in quella zona anglofona dell'Irlanda del Nord, o forse proprio a Carrickfergus, il numero 8 si dice in una maniera che noi non conoscevamo. E non si dice 8, ma si dice i8, con la I, proprio i8, tipo, non lo so come, i8. Ora, su i8, per me non era 8, no? E anche per l'oggi. Per cui non abbiamo capito che hanno detto. Questa è un'altra dimostrazione che non esiste lingua al mondo in cui né a livello parlato, e sottolineo ancora una volta a livello parlato, non si parli differentemente da zona a zona, siano esse pronunce diverse, siano uso di termini come faceva poco fa, esempio Giuseppe con cocomero, anguria, non so che altro, mellone d'acqua, eccetera, eccetera. Quindi anche questa è una grande scemenza. La lingua siciliana esiste, anche se viene parlata in maniera diversa da città a città, perché così accade con tutte le lingue, anche con le lingue ufficiali, pensate un po', persino con quelle ufficiali, con l'inglese, con l'italiano, quindi è normale che accada con l'italiano. Però a livello scritto è un'altra cosa, ma ne parleremo tra un po' della lingua scritta, perché vorrei ridare la parola a Giuseppe Gerbino per ascoltare un altro suo componimento. Un'altra poesia. Vediamo. Certamente, ovviamente quando tu vuoi parlare anche di cose che non siano poesie, lo puoi fare, sei libero, ritieniti libero di fare quello che vuoi qua. Siamo in totale improvvisazione, quindi spero soltanto che chi ci segua possa passare dei momenti piacevoli anche con ascoltando cose interessanti. Un saluto a nonna Titti che ci sta ascoltando
io non la conosco, credo, ma si firma Nonna Titti, quindi la chiamo anch'io Nonna Titti, a Liborio Galbo, che è membro del consiglio direttivo dell'Accademia della Lingua Siciliana. Ho già salutato Salvatore Turrisi, credo, e un saluto anche a Caterina Siracusa e a Euranio La Spisa, componente anche lui del collegio scientifico dell'Accademia della Lingua Siciliana e poeta palermitano abbastanza noto. E una buonasera anche a Pietro Castronovo. Viva la lingua siciliana, ci scrive, e noi lo ripetiamo con piacere. Peppe, sei pronto per declamare? Andiamo, sì. Andiamo, vai. Lo sarto speciale. Se qualcuno un giorno mi dicesse quale mestiere ti facesse fare, non ci pensasse, e lei rispondesse lo sarto, sì, però particolare. Sicuro tagliaccuso non ne facesse delle robe, mi piacesse a sistemare una cosa più importante. Sì, volesse con gran massia poter accosturare una cosa donne tutte siamo bravi a romperla, però da sistemarla non Giusefina, e questo è troppo grave. Mi immagino assettato a ripararla, con attrezze che non già masso c'ave. Dentro una stanza messo già a sussiarla. Anzi, da quando non ci cicatrizzava ogni ferita e poi accarezzarla. Insomma, detto con semplice valore, volesse fare lo sarto delle core. Eccola qua. Spero sia piaciuta. Bellissima anche questa. E vediamo di ritornare sul video anch'io. Eccomi, sono ritornato sul video. Stavo cercando una cosa, perché volevo far vedere una cosa, però volevo, prima di parlare della lingua scritta, volevo far vedere il cartello con cui abbiamo iniziato. Magari molti di quelli che si sono sintonizzati non hanno visto il cartello iniziale che abbiamo messo prima di iniziare appunto la trasmissione, e quindi lo volevo mettere. Però prima dobbiamo fare un saluto particolare a Giorgia Beatriz Luque Bognanni, che ci sta seguendo dall'Argentina. Ciao, da Cordova, presidente, credo, dell'Associazione Culturale Bella Sicilia, con la quale l'Accademia della Lingua Siciliana collaborerà prossimamente. Forse addirittura preannuncio, forse, almeno abbiamo avuto questi scambi, forse faremo un corso di lingua siciliana per i nostri amici siculo-argentini che vivono appunto nel continente sudamericano, ma non so se poi alla fine lo faremo per tutti, quindi sto preannunciando un qualcosa che forse può interessare tutti, ma questa è una cosa ancora che dovremo vedere. Un caro saluto a Giorgia Beatriz. Hola, buenas, no sé qué es allá, buenas tardes, creo, sì, buenas tardes. Un saluto a Silvio Catalano, anche lui un collega di Peppe, un poeta, un artista che usa spessissimo la lingua siciliana quando si esibisce. Bravissimo Silvio. Un saluto da Giacomo Ferraro, che ci ascolta da Malta, ci fa sapere, e ad Alfonso Gambacurta. Sto seguendo con piacere la diretta, anzi vediamo di mostrare. Ricercatore in sociologia dei processi culturali e comunicativi presso la Sapienza Università di Roma e vicepresidente della Nuovo Proloco Terre di Carrapipidi. Volgo Armera, caro Pepe, un affettuoso saluto e grazie per gli interessantissimi spunti. Noi salutiamo Alfonso Gambacurta, che non conosciamo personalmente, ma che da quello che scrive ci pare di capire che sia una persona molto interessata e oltre che competente alla lingua siciliana. Speriamo che questa ora che passeremo insieme, ma già si ne 25 minuti, magari la allunghiamo un poco se vediamo che interessa, dicevo, speriamo che possa essere di suo gradimento e possa trovarla interessante. Detto ciò, volevo appunto far vedere di nuovo questo cartello che molti non hanno visto
Eccolo qui il cartello di cui parla e diamo assieme una lettura. Affinché una lingua non si estingua e riprenda vigore, occorrono essenzialmente due fattori: che ci siano degli atti politici e istituzionali volti alla tutela e all'uso di essa, e soprattutto che ci sia una presa di coscienza militante da parte della gente. Chi è che ha scritto queste parole? È Christopher Mosley, linguista dell'UNESCO. Non un linguista qualsiasi, è proprio il responsabile delle politiche linguistiche dell'UNESCO per le lingue locali, per le lingue minoritarie, ed è l'autore del famoso libro rosso dell'UNESCO, con il quale si classificano tutte le lingue del mondo a seconda della pericolosità, del grado di pericolosità che si possano estinguere. Ci sono 5 categorie, c'è una categoria in cui c'è l'inglese, lo spagnolo, l'italiano, quindi lingue che assolutamente non rischiano completamente di estinguersi. E nella prima edizione di questo libro c'era anche il siciliano, signori miei, era assieme all'inglese, all'italiano, eccetera, eccetera. Purtroppo, nell'ultima edizione di questo libro, il siciliano ha fatto un salto di classe, di categoria, ed è passata nella categoria seguente, che è quella delle lingue che ancora non corrono il rischio di estinguersi, ma che si usano soltanto in ambiti più ristretti, in ambiti familiari, in ambiti amicali, non si usano pubblicamente, già per qualcuno inizia a non essere più una lingua madre, eccetera, eccetera, eccetera. D'altronde è chiaro che se non si fa quello che ha detto Mosley, e quindi se non ci sono degli atti politici e istituzionali volti alla tutela di queste lingue e all'uso di queste lingue, ma soprattutto se non c'è una presa di coscienza militante da parte della gente, il destino è assolutamente segnato per ogni lingua locale, ogni lingua minoritaria, ogni lingua regionale, che solo in vengono chiamati dialetti, perché in Italia, ricordiamo, il termine lingua va associato a uno status di tipo politico, cioè è lingua ogni idioma che è riconosciuto ufficialmente dalle istituzioni. Tutti quegli idiomi che non sono riconosciuti ufficialmente dalle istituzioni, in Italia soltanto, vengono chiamati dialetti, mentre nel resto del mondo vengono chiamate lingue regionali. Ecco, in Italia effettivamente ci sono dei dialetti, per esempio le parlate del Lazio, del centro-nord del Lazio, sono dei dialetti della lingua italiana, così come le parlate della Toscana. Alla stessa maniera in Sicilia ci sono dei dialetti della lingua siciliana, quindi ritornando alla distinzione di prima, le parlate locali sono dei dialetti della lingua siciliana, cioè sono delle corruzioni di una lingua che invece ha una caratteristica un po' più omogenea, un po' dovunque, se la andiamo a vedere nella forma scritta. Perché, e qui concludo prima di dare la parola a Peppe, che vedo che apre la bocca e ha voglia di dire qualcosa, sarò brevissimo, concludendo, ti faccio sorridere. E allora, cosa succede? Che le lingue ufficiali è chiaro che hanno una versione standard tanto nello scritto quanto nell'orale, anche se abbiamo visto che nell'orale non la rispetta nessuno, perché ognuno continua a parlare il proprio italiano regionale. Le lingue non ufficiali, bisogna fare una distinzione fra due tipi. Ci sono lingue non ufficiali che non sono dotate di una produzione letteraria, quindi sono delle lingue semplicemente parlate, ma non ci si scrive niente, non ci sono niente, non ci sono documenti scritti né del passato né del presente, non c'è niente. Poi ci sono invece lingue non ufficiali che hanno una corposa produzione letteraria, tra queste c'è la lingua siciliana. Ma tra queste lingue, cioè tra le lingue non ufficiali che hanno una corposa produzione letteraria, dobbiamo ancora fare una distinzione fra quelle lingue che hanno una produzione letteraria non omogenea, non uniforme, cioè che si scrive in maniera diversa da zona a zona, così come si parla, e invece quelle lingue che hanno
una sorta di coine letteraria, cioè un riferimento di una specie di lingua standard, anche se non c'è scritto in nessun posto, perché non è una lingua ufficiale, però per tradizione letteraria il poeta di Catania, quando scrive in siciliano non scrive in catanese, il poeta di Palermo idem, non scrive in palermitano, chi di Messina manco, ma come scrivono? In lingua siciliana, che per carità ci saranno pure piccole differenze, ma sono quelle piccole differenze a cui facevamo riferimento all'inizio, cioè che troviamo addirittura anche all'interno delle stesse lingue ufficiali. Peppe, ti do la parola, parla tranquillamente, però non me la ridare se prima non declami un'altra tua poesia. Va bene, alla fine allora. No, Fonse, volevo solo dar forza al tuo discorso. In realtà aggiungerei, anzi oserei, magari qua qualcuno sarà d'accordo, ma visto che l'italiano standard è uno e visto che in tutta Italia pochi lo conoscono e si esprimono solo in un italiano regionale, io oserei dire che l'italiano è quello standard. Poi gli altri sono tutti dialetti della lingua italiana, ma il siciliano no, la lingua siciliana no. Ufficialmente sì. Assolutamente sì. Assolutamente, come non essere d'accordo? Infatti prima che ho detto in Italia esistono i dialetti e quelli sono quelli del centro-nord del Lazio perché sono dialetti della lingua italiana. No, ma io oserei allargare, cioè non solo il romanesco, certo, il siciliano, gli italiani regionali sono dialetti, infatti esatto, vengono anche chiamati italiano dialettale. Che pochi conoscono. Ora, dove quell'italiano standard diventa veramente, viene rispettato? Nella lingua scritta, no? Ed è la stessa identica cosa che proponiamo noi con la lingua siciliana, distinguendola, facendo la distinzione fra la lingua parlata e la lingua scritta. Io posso parlare in castellammarese, tu puoi parlare in palermitano, un altro può parlare in catanese, ma dobbiamo scrivere, e sono tutti dialetti siciliani, ma la lingua siciliana è una. Ora, si è abusato spesso del termine coinè, o meglio, è stato frainteso, perché per coinè molti pensano che si debba rinunciare ai propri termini. Assolutamente. Io non devo rinunciare a un termine peculiare della mia lingua, del mio dialetto, chiamiamolo così. No, quello è patrimonio linguistico, assolutamente. Io posso usare tranquillamente caruso, anche se è un termine catanese. Il catanese può usare picciotto, anche se è un termine dell'area occidentale. Non vedo quale sia il problema. Nella scrittura bisogna invece stare attenti a una cosa semplicissima: le 9 parti del discorso. Perché così come quella italiana, anche quella siciliana è formata dalle 9 parti del discorso, e per avere una sintassi che renda bene l'idea, perché molte volte tu sai, la lingua siciliana è formata da contrazioni, da parole un pochettino accorciate, sincopate, che comunque possono nella lingua scritta non far trapelare quello che è il significato vero e proprio. Quindi, onde evitare questo, se noi usiamo una ortografia funzionale condivisa, vedi già, coinè sembra chissà che, se tu parli di ortografia funzionale condivisa, forse ci si avvicinano di più, perché in realtà appunto ognuno pensa di dover rinunciare a quelle che sono le proprie peculiarità. Assolutamente no. Noi diciamo solo di scriverle nel modo giusto, nel modo corretto, laddove per consuetudine quella parola si è ormai tramandata in quel modo, va bene, ma laddove ci sono ancora dei dubbi, meglio ricorrere a quella che è l'etimologia della parola. Io per esempio faccio spesso un esempio: oggi è l'anno, no? Tu lo vedi scritto oggi l'anno, già l'anno, giù l'anno, un sacco di modi, a volte con l'apostrofo, a volte, cioè basta risalire a quella che è l'etimologia, un anno oggi, e quindi tu scrivi oggi è l'anno, stop, basta. Cioè non è tutto questo trambusto. Poi è chiaro che la lingua si evolva. Io in quell'opuscolo che ho scritto insieme a Nino Baroni, anzi lui dovrebbe collegarsi a momenti, lo salutiamo perché era al lavoro, finiva tardi il turno e quindi spero che si colleghi al momento, comunque lo salutiamo. Ho riportato un esempio inventato, ma che
comunque io ho immaginato 2 generazioni a confronto, uno zio che veniva qui a Castellammare in ferie dopo 30 anni di vita negli Stati Uniti e questo nipote al bar. Bene, durante una conversazione così, lo zio che mancava da 30 anni esclama così: mamma mia, ma tu ne l'hai l'ammuccature? A questo termine ammuccature il nipote lo ha guardato e dice: ma che cos'è questa ammuccature? Non è altro che fazzoletto da naso. Però vedi, cioè, lo zio che mancava da 30 anni era rimasto con quei termini di 30 anni fa, il nipote non poteva conoscere quel termine. Bene, questi termini sono da salvaguardare e da tutelare, ma io, in quanto parlante, scrivente, vivente nel 2022, non userò mai ammoccature, uso fazzoletto ormai, così come non userò mai buccetta, ma userò forchetta, non userò mai pasciano, ma userò cappotto. L'importante è non cadere in italianismi inutili, perché tuttora questi termini sono ormai consolidati, ok? Perché si sono, diciamo, evoluti, ma così anche nella lingua italiana. Se noi confrontiamo le poesie di Leopardi con quelle di Alda Merini, sempre lingua italiana è, ma c'è un abisso, sono lingue che sembrano completamente diverse, nei termini, nel modo, no? E la stessa cosa avviene nella lingua siciliana. Ora, qual è la cosa che fa paura ad alcuni poeti? Proprio quella di cui parlavo prima. Cioè come se dovessero rinunciare a questi termini. No, ogni termine, ogni singolo termine, a prescindere dalla provincia, dal paese, dal quartiere anche, perché a volte alcuni termini sono peculiari di un singolo quartiere, cioè termini che cambiano all'interno di un quartiere. Noi abbiamo un patrimonio linguistico che è immenso, è meraviglioso e va tutelato e salvaguardato. I vocabolari andrebbero aggiornati sicuramente e devono comprendere questi termini scritti in una maniera uniforme, in una maniera convenzionale, funzionale a tutti, proprio per evitare di far saltare in una frase, in una poesia, in uno scritto qualsiasi, quella che è la sintassi. Un altro esempio che possiamo fare è abire di soccucea da ban. Ecco, un siculofono che non ha studiato la lingua siciliana, ma si approccia a scrivere questa frase, emo abiriri, scriverà foneticamente e scriverà emo abiriri, cioè con 2 B, forse 3 a volte, tutto attaccato, perché così lo pronuncia, perché non è che glielo hanno insegnato che una cosa è la pronuncia e una cosa è la fonetica e una cosa è l'ortografia, ma anche in lingua italiana accadrebbe la stessa cosa. Tu lo sai meglio di me, per esempio, che tu fai spesso il raddoppiamento fonosintattico. Il raddoppiamento fonosintattico, che è un errore che fanno però quelli del nord. Io e Mario, oppure mio cugino Mario. Ecco, qua mio cugino Mario, la M suona dolce. Io e Mario, qua vedete la M suona forte, perché c'è questo raddoppiamento fonosintattico che va rispettato. La lingua standard prevede che vada rispettato, cosa che invece che non fanno al nord, perché pensano che sia una caratteristica di noi del sud, che sia una caratteristica fonetica. Invece la lingua standard italiana prevede la pronuncia di questo raddoppiamento fonosintattico, che non è altro l'assimilazione della congiunzione latina et. Io et Mario, la T viene assimilata dalla M e la M suona doppia, ma in realtà non è che scriviamo 2 M, ne scriviamo una. È la stessa cosa nella lingua siciliana. Esatto. Se io dico vai a Roma, vede che lo pronuncio con 2 R, ma una ne devo scrivere. Non è che non c'è bisogno di tutta questa cultura o preparazione, c'è solo bisogno di intanto prendere considerazione e consapevolezza, quella di cui parlavamo prima e di cui parlava il linguista, cioè della nostra cultura, della nostra lingua, perché comunque i crismi ci sono, la lingua siciliana i crismi ce li ha tutti per essere definita e considerata lingua. Manca solo la nostra considerazione nei suoi confronti, la nostra consapevolezza. Una volta fatto ciò, le regole già ci sono. Le peculiarità, i termini differenti di zona in zona, quelli sono solo arricchimento, sono solo patrimonio linguistico inestimabile. Smettiamola di litigare ancora con arancino e arancina. D'altronde in Italia c'è mattino e mattina. Non ho visto mai litigare nessuno per questi 2 termini. Convivono benissimo
e sono entrambe la lingua italiana. Non capisco perché ancora dobbiamo spaccare la Sicilia in due con arancino e arancina, perché poi, come dicevi bene prima tu, vedi, sono falsi problemi e mi dispiace che siano presentati da siciliani. Sono siciliani stessi che sono contro la lingua perché deve essere un dialetto e non lo so perché. Io qualche idea ce l'avrei. Giuseppe, però alcuni Sì. non hanno colpa, proprio per quello che dicevamo prima, perché l'istruzione, quella ufficiale della scuola, non ci dice nulla su tutto ciò, per cui è chiaro che la colpa è relativa, dobbiamo documentarci noi con molto sforzo. Ecco, l'Accademia, se vogliamo, vuole un poco aiutare quelle persone che sono dotate di buona volontà e vogliono capirci un po' di più in maniera meno superficiale sulla lingua siciliana. Giuseppe, non so se ti sei reso conto che è entrato un altro cristiano nello studio. No, non lo vedo. Un virito, io Non lo vedo. e lo saluto. No, Tra io no. poco lo presentiamo anche a chi ci sta ascoltando, quindi abbiamo una sorpresa, abbiamo anche un altro ospite. Ma prima di andare avanti per ridarti la parola per ascoltarti in un tuo componimento poetico, volevo salutare alcune persone che si sono collegate da poco. Volevo salutare Santo Grasso, che ci fa una domanda alla quale cerchiamo di rispondere, che è questa, facciamolo subito. Sento parlare a volte di lingua poetica siciliana. Che cos'è? Una variante? Forse Santo si riferisce soprattutto a Alessio Patti, che ama spesso scrivere e ci tiene a dire che i suoi componimenti sono scritti in lingua poetica siciliana. Ecco, io penso che quando Alessio scrive queste cose, Alessio Patti è un poeta catanese molto importante, che non scrive solo poesie, ha donato a tutti i siciliani delle traduzioni in lingua siciliana di alcune opere della letteratura mondiale di ogni epoca, per cui oggi possiamo leggere per esempio alcune opere di Shakespeare in lingua siciliana grazie a lui, o anche gli stessi Vangeli tradotti in lingua siciliana. Ecco, Alessio quando scrive poesie usa un siciliano aulico, quindi un siciliano che non è certamente il siciliano dialettale catanisi, ma forse lui vuole sottolineare che è un siciliano non solo comune ma anche un po' ricercato, ecco, un siciliano aulico. Perché? Questo accade un po' in ogni lingua. A seconda del contesto si usa un registro o un altro. Si può usare un registro più informale, quindi una lingua più simile a quella parlata in certi contesti. In altri contesti si usa una lingua un po' più ufficiale, un po' più ricercata, quando si vuole fare cultura, si vuole fare poesia. Poi c'è anche l'italiano burocratico, ma questo accade in tutte le lingue. Ecco, le lingue cambiano a seconda del contesto. Questa è un'altra cosa importante che ognuno di noi dovrebbe sapere, e questo vale per tutte le lingue, vale anche per la lingua siciliana, per cui il siciliano che noi usiamo per scrivere una poesia non è certamente quello che usiamo quando andiamo a parlare con l'amico oppure chissà con fruttivendolo, che ne saccio. È logico, no? Questo accade in tutte le lingue, quindi è più ricercato anche nei termini, nella scelta dei termini. È normale che sia così. Ecco, la lingua poetica siciliana è un tipo di siciliano un po' più aulico, più ricercato, che si adatta molto al genere letterario della poesia. Spero di aver soddisfatto la domanda di Santo Grasso. Ma salutiamo anche Giuseppe Trento, che ci ascolta dalla Slovacchia. Un saluto a tutti quelli che ci ascoltano da fuori terra di Sicilia. E poi scorrendo ancora i commenti, salutiamo la poetessa Rita Elia, che fa parte del collegio, del consiglio direttivo dell'Accademia. Salutiamo Salvatore Azzaro, Piero Laspina, e volevo leggere molto velocemente un interessante commento sempre di Alfonso Gambacurta,
concordo, sardo, siciliano, greco di Calabria o griku e ladino non sono dialetti ma lingue. Le altre parlate italiche si possono definire dialetti e questo la linguistica lo deve ammettere in un certo senso. Nel siciliano abbiamo inoltre la lingua albanese di Sicilia, riconosciuta dalla regione come minoranza linguistica in via di definizione il riconoscimento per il gallo italico, espressione che accomuna i popoli normanni, provenzali, alemarici soprattutto e alemanni di Sicilia. Ricordiamo infatti che dopo la cacciata degli arabi una parte di Sicilia si ripopolò proprio con gente proveniente, con gente lombarda, cosiddetta lombarda, che in realtà veniva da quella zona dell'Italia compresa un po' tra la Liguria e il Piemonte, che era un po' la marca alemarica. Ma a questo punto diamo la parola a Giuseppe Gerbino per una sua poesia, dopodiché presenteremo l'ospite che è entrato nello studio e ci ha fatto questa sorpresa. Vai Peppe con una tua poesia. Allora, una poesia che a quanto pare piace molto, quindi in diretta magari nulla ti tocca. Ti piglio a carcagnate e a sopportare. È una necessità, mi piace assai. Poi ti caffo pugna quanto mai, ma tu sopporta. Non ti lamentare. Se femmina purtroppo, tu lo sai, chi issa la tua natura, che può fare? Perché isso fosse fatto? Martoriare io mi passa tempo e sono guai se non lo faccio, e pare malo segno. Ma sogno certo che ti piace pure, che ti caffo forte, dallo scuro. Mi piace. E più caffo. E che mi insegno. Ma nasce colpa c'è il tuo futuro. Ti faccio male e paghi il tuo pigno di film che te nel nostro scrigno lo frutto dell'amore. Te lo prometto. Se la fortuna vuole se desideri mai avverate, che appena nascio, standone abbracciate, lo faccio. Mamma, intanto tu perdona, se paccamora dentro la tua panza faccio lo tosto, danno ti dormenti, ma un nesso vecchiaria. Se tu mi senti, io spero che comprenda l'importanza dell'intenzione mia. Sogno presente, ma so che posso fare di sta stanza. Ma appena cresco, con la mia bastanza, nulla ti tocca, manco con la mente. Ecco, Afonso. Bellissima. E allora... chi ci è venuto a trovare? Nino. Il poeta Nino Barone da Trapani. Anche Nino Barone fa parte del collegio scientifico dell'Accademia della Lingua Siciliana. Nino è un poeta abbastanza noto, ha pubblicato anche dei libri con le sue poesie, eccetera, eccetera. È uno molto attivo anche sul web. Nino, una buona serata anche a te. Buonasera, allora, buonasera a voi, buonasera. Perfetto. Nino, a questo punto io ti farei esordire subito con un tuo componimento poetico. Cosa ci fai sentire? Sì. Allora, io ho in mano la mia seconda silloge di poesie, così casualmente. Shadow, musica e parole. È di tanti capelli fa questa pubblicazione, però. 2013, quanti capelli fa? Sì, un bel po' di capelli fa. Un bel po' di capelli fa. E allora, ecco, proprio in questo libro c'è una poesia che scrissi dedicandola proprio a Giuseppe Gerbino quando presentò il suo primo libro Me frati arbolo. Che stai a mare susi di che festa, abbrazzati sto figlio portentoso che sta facendo sciaferriare a testa a colpa di poesia, rispettoso, poeta d'un talento sopraffino che arriva ad un nevoli e di sicuro, scrivendo versi sempre di continuo, è destinato a diventare puro lo granne tra le granne. Sto paese che partorisce ancora gran poeti arresta una sorgente e culintisi parlare solo anticchia sti profeti
ci ha spampinato cuori come un giuri. E quando sento un canto di Gerbino, con rego antico proprio gran sapore, che non me ne si chiude da vicino. Castello a mare e stringitillo un cuore, perché sto figlio è figlio di sta terra, e di sta terra canta pati e gori, e si canta l'emozione sferra, perché le sue parole sono saggi, su duci amari e scotono coscienze, che è raro che li sente di paraggi a così forti, preni, a così intensi. Sto patrimonio, spero sta ricchezza, potesse certo giungere lontano, pavire tutti quanti la carezza di stumele poeta siciliano. Ecco, una volta che è qui, io gli ho... Grazie Nino, grazie. Via. Grazie veramente. Cioè, mi Nino lasci ha senza voluto parole. esordire con questo omaggio. Bene. Allora c'è da dire che io, quando lui pubblicò il suo primo libro, diciamo che mi sono trovato coinvolto al 100%, perché allora gli feci la prefazione, quindi poi mi ispirò pure questa poesia che gli dedicai proprio la giornata della Ma presentazione. Fonzo, scusami. Allora, lui è il mio maestro, lui è stato il primo a cui io mi sono rivolto, che mi ha fatto conoscere il mondo della poesia, che mi ha spiegato cosa fosse la poesia, tutte le nozioni, a parte anche altri, ma lui è stato il primo, il mio maestro. Quindi a chi mi potevo rivolgere io per la pubblicazione se non a lui? Chi meglio di lui poteva farmi la prefazione, che mi aveva proprio conosciuto da Luca Caniro, come mi chiamava nella song poetica Peppe, ricordami il cognome, non me lo ricordo però. Il professore Giuseppe Ingardia. Il professore Giuseppe Ingardia, che era allora direttore della rivista Epoca Nostra, di cui Nino era editore. Io ero Luca Caniro, che Luca Caniro lo sai cos'è, non so. Diamo questa chicca allora che ci ascolta. In una nidiata di uccellini c'è l'ultimo che si schiude, è Luca Caniro, è quello più piccolo di tutti, quello in piume, quello... E io fra di loro, fra questi grandi maestri, ero Luca Caniro. Quindi lui mi ha portato da quell'uccellino in piume a farmi volare. E quindi non potevo che rivolgermi a lui per la prefazione. E devo dire che mi ha fatto è stato una bella un bravissimo maestro, mi pare di poter dire. Sì, assolutamente sì. Dicendo questo ho fatto i complimenti a tutte e due. Quindi. E allora riprendiamo il nostro percorso sulla lingua siciliana, ma prima salutiamo anche chi ancora non abbiamo salutato, come Federico Faraone, Salvatore Azzaro, che a quanto pare scrive delle canzoni in siciliano, poi ci contatti, ce le faccia conoscere, perché vi devo dire una cosa a proposito, mi è venuta una cosa in mente che potrebbe interessare, anzi vi invito a seguire. Cosa succede? Succede che questo venerdì quanti ne abbiamo? 21. Venerdì 21 andrà in diretta su questa pagina, metteremo il link, ma anche sulla pagina del Centro Studi. La mia memoria, io non l'avevo preparato sta cosa. Quindi Centro Studi Dialogo, ecco, mi è venuto il nome, Centro Studi Dialogo, una pagina Facebook che potete cercare, che ogni settimana, ogni venerdì fanno una diretta intervistando qualcuno che possa parlare di una lingua regionale. Lo scorso venerdì io la seguivo questa trasmissione perché è molto interessante, vi dico seguitela, non seguite soltanto quella di venerdì, poi capirete perché dovete seguirla quella di venerdì, seguitele tutte, sono molto interessanti. L'ultima è stata sulla lingua corsa. C'è stato un professore universitario originario della Corsica che ormai è nato, credo, anche in Italia, e ci ha parlato della lingua corsa. Tra l'altro la lingua corsa è una lingua che si assomiglia moltissimo alla lingua siciliana, specie nella versione suttanaccia, perché il corso ha due diciamo, filoni, il filone supranacciu e il filone suttanacciu. Il filone supranacciu è molto simile al toscano, è un dialetto toscano. Quello suttanacciu invece sembra siciliano, calabrese, anche il calabrese fa parte dei dialetti della lingua siciliana ovviamente. E quindi venerdì sono stato invitato
a parlare della lingua siciliana in qualità ovviamente di presidente dell'Accademia della Lingua Siciliana. Quindi vi invito venerdì, però non ricordo l'orario, ma seguite la pagina Facebook dell'Accademia dove metteremo in anticipo ovviamente l'avviso per chi volesse seguire questa puntata di questa trasmissione molto interessante che produce il Centro Studi Dialogo. Va bene, e allora io vorrei ridare la palla a Peppe. Mancherebbero 5 minuti per arrivare all'ora, ma il tempo è volato. Il tempo no, Nino, è una misura. Diamo la parola a Nino, non mi sembra che io ho parlato abbastanza. Io ho parlato abbastanza. Facciamo parlare Nino. È una questione di percezione il tempo, siccome noi non l'abbiamo percepita Stura, ancora non arrivò a livello di percezione, noi continuiamo, va bene? E ne futtiamo. Quindi proseguiamo, anche perché vedo che ci sono un po' di persone che ci ascoltano, non è assolutamente calato l'ascolto, quindi ancora i cristiani non si hanno stancato. Quindi non si stanca noi oggi non ci stanchiamo, assolutamente. Quindi Peppe, che ci fai sentire? Allora, se sono contenti loro. Dai, una poesia breve, una sestina, ancora più piccola dell'ottava. Lo vento ciuscia, sento la sua voce. Un arbolo s'annaca alle sue fronde, una stella in cielo brilla e la sua luce tinge lo mare e t'accarezza l'onde. E io, da lì sta scena dall'occulto, mi sento nico e arresto muto. Ecco qua. Brevissima, Ponzo. Brevissima e bellissima. Nino, che ci racconti di bello? Io ho seguito fin qui, diciamo, tutta la vostra trasmissione, tranne... Ma come? Allora non c'è la chiave, ma che facciamo? No, ero nelle condizioni ormai a fine turno di poter seguire, solo che ovviamente proprio per motivi di lavoro non potevo collegarmi. L'ho fatto poi ovviamente tornando a casa. Ho seguito e mi è sembrata interessante la domanda di Santo Grasso, la lingua poetica siciliana, che è una dicitura che il nostro caro amico Alessio Patti utilizza molto spesso nelle sue pubblicazioni. Anch'io ho riflettuto su questa dicitura. Perché lingua poetica siciliana? Cioè, cosa vuole dire, Alessio? Tu hai dato una tua opinione, Fonso. Io credo che dietro questo appellativo di poetico, ecco, di lingua poetica siciliana, magari il poeta, in questo caso il nostro caro Alessio Patti, perché se non l'unico, ma è uno dei pochi che utilizza questa dicitura, e vuole, trasmettere il fatto che il linguaggio poetico, che il linguaggio di una poesia è un linguaggio a parte, che si discosta da quella che è la lingua standard. Ecco, e qui dove voglio arrivare? Inserisco, diciamo, il contenuto linguistico, è prettamente linguistico. Effettivamente il linguaggio di una poesia, cioè la lingua di una poesia, non può essere mai presa a modello come lingua, perché già il fatto di essere un linguaggio poetico, quindi la lingua di una poesia, è un linguaggio anche stravolto che deve necessariamente, aderire a dei canoni metrici, ritmici, di metafore, ok? Quindi non può essere considerato modello di lingua. Ecco, secondo me, alla base di quello che può significare lingua poetica ci sta questo come significato principale. Io sono del parere che io, per esempio, nei miei libri metto poesia in lingua siciliana. Sapete perché non metto lingua poetica? Perché già di fatto la poesia ha una lingua sua, ha un suo, un suo modello, ha un suo standard di linguaggio. Difatti in linguistica il linguaggio poetico è quello più complesso,
perché è un linguaggio tale che deve tornare al lettore attraverso i suoi significati a volte, come dire, profondi, celati. Ecco, quindi la poesia, la lingua di una poesia non può essere considerata lingua, deve essere considerata una lingua relativamente alla poesia. Quindi che Alessio Patti lo metta poetica va bene, non è che io sto qui a criticare, ma già il fatto di comporre una poesia, si sa che la poesia è stravolgimento, la poesia è anche libertà, quante libertà ci prendiamo nella poesia, ma le libertà che puoi prenderti nella poesia poi magari nella prosa non li puoi prendere, perché nella prosa devi aderire a determinate regole ortografiche e grammaticali e quindi di sintassi. Ecco, questo è il mio... Nino, posso dire una cosa? Beh, innanzitutto noto che sei molto d'accordo con me sull'interpretazione, magari tu l'hai detta da poeta, ovviamente specificando molto meglio di me, però secondo me può darsi che la volontà di specificarlo possa derivare dal fatto proprio che ancora c'è poca coscienza di queste cose, per cui molte persone magari leggendo le poesie, in questo caso di Alessio, ma vale per tutti, potrebbe dire: ma come scrivi Chissu? Perché molte persone, non avendo coscienza di quello che hai detto tu, cioè che la lingua che si usa per un componimento poetico già di per sé stessa si discosta, si allontana dalla lingua standard parlata, diciamo, standard tra virgolette ovviamente, ecco, siccome molti non hanno coscienza di questo, potrebbero farsi questa domanda, dice: ma come scrivi? Ma perché tu scrivi così? Quindi magari è come per dire: attenzione, io sto facendo poesia, non mi venite a dire come sto scrivendo. Ma questo purtroppo siamo sempre con i soliti pregiudizi sulla lingua siciliana. Questo accade in tutte le lingue, cioè la lingua che si usa nelle poesie in qualsiasi idioma del mondo è una lingua più ricercata, ma anche per le cose che ha detto Nino, poi per le esigenze anche di metrica, una serie di cose, di fattori fanno sì che non è la lingua che si parla, ecco, però nella lingua siciliana questo magari ancora non si capisce, che anche la lingua siciliana fa parte di qualsiasi fa parte di tutte le lingue del mondo, e quindi anche questi fenomeni accadono nella lingua siciliana. Peppe, vedo che hai voglia di parlare, che devi dire? No, volevo solo dire, ma anche per la lingua italiana è stato così, tant'è che quella di Petrarca fu utilizzata per la poesia, quella di Boccaccio per la prosa. No? Assolutamente, ma infatti... Fonso, non ti sento più, ti sei bloccato. Ah, ora sì. Poi, certamente hai nel caso ragione. specifico di Alessio, penso che sia proprio una forma di attaccamento, di affetto nei confronti della lingua. Assolutamente sì, assolutamente sì. Mi senti? Sì, anche se l'immagine... Dicevo, in questo caso specifico di Alessio, secondo me è una forma di attaccamento affettuosa nei confronti della lingua, anche perché, come diceva Nino, se tu scrivi poesia già hai, se hai naturalmente quel bagaglio culturale appropriato, se hai quel bagaglio di termini appropriato, e sei un poeta, basta esprimerti e fai poesia, basta scrivere e fai poesia. Quindi secondo me è un modo, una forma di rispetto, secondo me, che c'ha Alessio nei confronti della lingua siciliana, che la definisce poetica per questo. Secondo me. Io lo vedo, è una mia opinione. Invece come un meccanismo, uno scudo che Alessio mi smentirà, voglio dire, qui è una trasmissione pubblica, quindi magari può lasciare anche un commento, ma è solo per un confronto e null'altro. Vabbè, proprio la nostra opinione, non stiamo offendendo nessuno. Secondo me è anche una forma di scudo che Alessio si pone proprio per evitare che altri possano dire: ma ecco, il discorso faceva Fonso, ma come scrivi? Invece io credo che o mettere poetica o non metterla sia, diciamo, alla fine irrisorio, perché già la poesia, come dire, la lingua della poesia è diversa dalla lingua della prosa, quindi quella è la lingua poetica. Chi fa poesia scrive in lingua poetica per le cose che dicevo poc'anzi. È diversa, Pranino, scusa, ma è diversa.
è diversa nella forma espressiva, perché poeticamente l'espressione o la forza espressiva ha un'incisione o un'incisività diversa. Però se tu conosci una lingua, se fai prosa o fai poesia, cioè la lingua quella è. Quindi sotto la forma espressiva, secondo me, cambia l'incisività della lingua. E quindi magari adesso intende questo, visto sì, che ha un'incisività diversa, la chiama poetica. non è assolutamente, io sto dando una mia opinione, non è assolutamente una polemica. Io diciamo, invito Alessia a continuare su questa strada, perché lo fa alla grande, in maniera eccezionale, e ci ha regalato, poetica o non poetica, tantissime perle di grande cultura e di grande poesia. Qui ci stiamo solamente confrontando sul discorso della dicitura, il perché Assolutamente, certo. lui sceglie di mettere. Io, secondo il mio bagaglio culturale, credo che potrebbe pure farne a meno, perché dico che la poesia in sé già è una lingua poetica, perché quel linguaggio poetico è diverso dalla lingua della prosa. Poi è ovvio che c'è anche la prosa che può essere poetica. Molto spesso noi leggiamo della prosa che sembra quasi di leggere una poesia, perché è talmente fatta di parole, di suoni così ricercati. Assolutamente sì. Vado sempre, invito i poeti, io quello che dico sempre, ecco, molto spesso veniamo, sia io che Peppe Gervino, veniamo additati come maestri, come coloro che vogliono insegnare, come coloro che parlano di metrica, come coloro che parlano di accenti. Io invito i poeti a studiare la poesia in tutte le sue sfaccettature, in tutte le sue sfumature. È vero che la poesia è libertà d'espressione, ma la libertà d'espressione è un conto, aderire a determinate, come dire, a determinate regole di linguaggio e di ricercatezza delle parole più consone, delle parole più poetiche rispetto ad altre che magari possono ugualmente dare l'idea di ciò che si vuole dire, ma non hanno lo stesso impatto emotivo, di pathos, di enfasi poetica che invece ne può avere un'altra. Quindi io dico sempre ai poeti, studiate, non facciamo solo critiche, noi non diciamo altro, e lo diciamo da anni, sia io che Peppo, studiate, ma soprattutto leggete. Io l'altro giorno, caro Fonso, e poi mi taccio, ho scritto un sonetto dove l'ho intitolato La metrica è una scienza. Tu sai benissimo, chi mi conosce, io ho sperimentato il verso libero, così come sperimento giornalmente, sono nato poeta rimatore, quindi io conosco sia l'uno che l'altra forma. Sono delle forme, uno le sceglie, ok? Non è che stiamo qui che uno deve essere, uno le sceglie, sono delle forme che esistono e uno le sceglie, però ogni forma aderisce a determinate regole, perché molto spesso chi scrive in verso libero non sa che pure in verso libero ci sono delle regole da seguire, c'è un ritmo, ci sono delle metafore, c'è la figura retorica, tutte queste cose vanno, come dire, vanno prese in considerazione, se no, come dice spesso Peppe Gervini, sarebbe un solo incolonnamento di parole. Ecco, un incolonnamento di parole, che significa mettere anziché le parole in verticale, li metti in orizzontale, ed è meglio, che molti farebbero prosa anziché fare poesia. Ecco, questo è il mio pensiero a tal proposito. Bene, e allora Infatti io però tu dici per imparare a scrivere. certo, però Nino, tu mi hai ridato la parola, però io volevo che tu declamassi una tua poesia, perché sei arrivato in trasmissione, a trasmissione iniziata, e abbiamo sentito ancora poco della tua produzione. Quindi prima di ridarmi la parola, ti prego cortesemente di farci ascoltare qualcosa di tuo. Va bene, e allora reciterò una poesia che spero di ricordare a memoria, che è un mio cavallo di battaglia, e si intitola Voglio capire, ed è sempre pubblicata in questo libro. Anzi, forse
è meglio a questo punto che me la metto davanti per evitare che magari mi possa non ricordarmi di qualche passaggio. Voglio capire, sto vedendo pagina 51. Ok, allora questa è, diciamo, un grido contro le mafie. Non voglio usare i soliti valori per dire di sta terra so qua dire, e manco, pur essendo un scialacori, parlare di tramonti, darbi e siri. Voglio capire solo se sta terra vuole scippare a rari cadumali, chi sempre più la pungi, si l'afferra, ci suco sangue e poi ci stocca l'ali. Voglio capire se giustime frate vogliono affrontare lo problema anchino o vogliono solo sangue, sciate, restando indifferenti di continuo. Voglio capire se i sacrifici di tanti che morero per giustizia non fuori stato vento, culifici, luttao convinto contro ogni malizia. Se non volemo più un altro capace, o un altro pizzo uomo, tutti insieme, avemo a dire basta, non ne piace, perché non sopportiamo con ne spreme lo sangue che ne scorre in tale vine per fare ancora sangue. Se preiamo, può darsi che si sciolgano i catene, per avere la libertà che meritiamo, per dare sta Sicilia ai nostri figli libera e luscia, tanno si può dire delle bellezze chiavi, che suggigli e poi delle tramonte, darbi e seri. Bellissima anche questa, molto Bravissimo bella. Nino, Bravo, bellissimo. bravo Nino. Bene, e allora abbiamo fatto 1 ora e un quarto addirittura. Chi facciamo? Andiamo a curcare oppure stiamo altri 5 minuti? Dai, facciamo gli ultimi 5 minuti. Allora, ognuno di noi dice una cosa, ma quando la parola va a voi, siccome siete dei poeti, dovete anche declamare la vostra ultima poesia della serata. Vediamo. Allora, io una cosa che non ho detto, vediamo, e che ci tengo a dire. Qual è? Vediamo. Io credo che una cosa che non ho detto e che ci tengo a dire è che il bilinguismo, ecco, l'importanza del bilinguismo. Non abbiamo accennato, abbiamo parlato di bilinguismo, ma non abbiamo detto ancora quanto è importante per un bambino soprattutto, ma non solo, vivere in un ambiente, crescere, svilupparsi in un ambiente bilingue. Prima certe cose non si sapevano perché non c'erano degli studi, addirittura nel 1800 si credeva che il bilinguismo, quindi il vivere in un ambiente in cui si parlassero 2 o più lingue, potesse portare, pensate un po', alla schizofrenia, no? Quindi veniva vista come una cosa assolutamente negativa il bilinguismo. Oggi ci sono degli studi scientifici e si è visto che quei bambini che crescono e si sviluppano in un ambiente bilingue hanno delle facoltà mentali migliori, mediamente chiaramente, dei bambini monolingue. Ecco, questa è una scoperta scientifica che è venuta fuori relativamente di recente, stiamo parlando negli ultimi 20-25 anni, che ha un po' cambiato completamente la concezione sul bilinguismo e oggi si tende assolutamente a far crescere il bimbo, il piccolo, in un ambiente bilingue se si ha questa possibilità. E in più si è visto una cosa molto importante, cioè non sono importanti quali lingue appunto costituiscono il bilinguismo, quindi se sono più importanti allora è un bilinguismo più importante, o se sono delle lingue meno importanti allora gli effetti positivi sono meno evidenti. Assolutamente no, gli effetti positivi sul cervello si hanno con qualsiasi tipo di lingue, siano esse ufficiali, siano esse non ufficiali, siano esse parlate nel mondo come l'inglese o parlate soltanto in ambiti più ristretti. Quindi ogni territorio che ha una propria lingua locale, una propria anche lingua ufficiale,
più estesa. Oggi, almeno in quei paesi europei in cui si ha coscienza di tutto ciò, tende a usare entrambe le lingue già in ambienti familiari, proprio per far sì che il bimbo strutturi il proprio cervello in una maniera migliore. E perché avviene questo? Qualche scienziato ha cercato di dare una spiegazione, perché si è visto che proprio è la struttura del cervello che è diversa, e molti pensano che sia dovuto a questo fatto che vi spiego in 2 parole. Per un monolingue ogni oggetto è identificato da una sola parola, da un solo termine, quindi c'è una relazione tra oggetto e il termine con cui quell'oggetto viene espresso nel linguaggio. Quindi questo è chiaro, è così, con una sola lingua si ha a disposizione una sola parola. Per un bambino bilingue invece già sa che ogni oggetto può avere diverse parole a seconda del tipo di lingua che uso, per cui già non c'è questa connessione forte tra l'oggetto e quella parola, perché il bambino bilingue già struttura il proprio cervello con questa mentalità più aperta che gli fa capire che l'oggetto e il termine con cui lo definiamo non sono totalmente legati, perché dipende dal tipo di linguaggio che si usa, può cambiare il termine. Ecco, questa cosa che apparentemente sembra una stupidaggine pare che faccia sì che il cervello si sviluppi in una maniera completamente diversa, per cui questo tipo di sviluppo fa sì che le capacità, anche nell'apprendimento scolastico, perché poi molti studi lì vanno a misurare l'efficienza di un bambino bilingue rispetto a un monolingue nell'ambito scolastico, non soltanto nell'ambito linguistico, quindi in genere il rendimento è migliore in un bambino bilingue. Ok, io ho finito. Parola a Peppe per la sua ultima parola di stasera, prima di salutare, e poi ovviamente a Nino. E allora una poesia a tema, visto che parliamo di dialetto, lingua, insomma, una poesia vecchissima, una delle prime, in cui io proprio diventavo pazzo, non capivo questa cosa, l'ho detta in poesia. Ma perché quando parlo un dialetto sono visto come un ignorante, come un uomo di scarso intelletto, che rovescia parole irritanti? Io lo trovo per vero perfetto. E lo disse Panzina Lodante, lo toscano tanto era dialetto, è la nostra, una lingua importante. Del nostro dialetto me vanto. C'ha l'idioma, o più ricco e brillante. Io lo parlo, non mi vergogno, non mi scanto, perché è chino di storia importante. Non è rozzo, è per vero un incanto. Concegrire lo vero ignorante. Ecco qua, un omaggio alle lingue minoritarie, ecco. Benissimo Peppe, e allora la parola a Nino. No, io volevo rispondere a Santo Grasso che oltre a salutarlo affettuosamente perché è un amico, una persona con la quale ho avuto già modo di diciamo come dire interagire a livello di poesia e anche di pubblicazione, perché sono stato l'editore di un suo libro e sono stato pure a Raddusa, paese dove vive, per la presentazione appunto del libro. Volevo rispondere a Santo perché si fa delle domande secondo me molto importanti. Allora dice: la nostra è da considerare poesia in lingua siciliana? Io rispondo a Santo. E come esiste la poesia in lingua siciliana che molti utilizzano, come io non ho nessuna inflessione nella poesia legata alla mia parlata trapanese. La mia poesia è anonima da questo punto di vista, perché utilizzo la lingua letteraria, la lingua siciliana. Ok, questa è una mia scelta, ok? Ma come esiste la poesia in lingua siciliana e esistono i poeti che la praticano, esiste pure la poesia dialettale o vernacolare. E caro Santo, non è perché è poesia
dialettale o vernacolare è una poesia di serie B. Tu hai molte inflessioni, io conosco la poesia di Santo, hai molte inflessioni legate alla parlata, ma non per questo non devi essere considerato poeta. Sei un grande poeta e la tua musa è una musa genuina, spontanea, e questi poeti che adoperano questo genere fanno di questa poesia la cosiddetta poesia dialettale o vernacolare, quindi quella che coincide molto con la parlata, non è una poesia di serie B, perché anche la poesia dialettale o vernacolare è un codice linguistico che si usa e ha dei suoni, ha delle regole, ha una sua sintassi. Quindi non ti sentire un poeta inferiore o di serie B, così come invito tutti i poeti che utilizzano i codici legati alla parlata, quindi i codici dialettali o vernacolari, a non sentirsi come dire inferiori. Come chi utilizza come me la lingua siciliana non è che un essere superiore o un poeta superiore, è un fatto di scelta. Io ho fatto la mia scelta, sacrificando quella che è la mia parlata, la mia identità di trapanese, perché volevo puntare sulla lingua siciliana, perché a mio modesto parere è una lingua che apre gli orizzonti e può essere intellegibile in tutta la regione, mentre ci sono a volte delle poesie, pur essendo delle poesie belle, ma ci sono dei tratti di queste poesie che spesso non si capiscono perché si utilizza un dialetto così stretto, un vernacolo stretto relativo alla parlata locale. Ecco perché nei concorsi anche siciliani molto spesso vogliono la traduzione in calce proprio per questo motivo. Ecco, quindi volevo rispondere a Santograsso con alle sue domande che mi sono sembrate davvero domande oculate, diciamo, e intelligenti. E poi chiudo io con una mia quartina, visto che ormai è tardi, e chiudo dandovi la buonanotte con in poesia. Ora che notte funna e tutto taci, mi godo sto silenzio che cantorno, sto ciume inchina di speranza e pace che mi trascina verso un altro giorno. Buonanotte a tutti. Benissimo Nino, e allora io direi proprio di salutare tutti quanti con questa tua poesia finale. Grazie per tutti coloro i quali si sono sintonizzati, anche per chi ci sta vedendo in registrato. Con questa diciamo puntata di una diretta stiamo ritornando praticamente, se non l'avete capito, a fare le dirette come facevamo l'anno scorso, per cui ogni tanto entrate nella pagina Facebook dell'Accademia della Lingua Siciliana, perché ancora non le abbiamo stabilizzate come facevamo prima, cioè tipo ogni lunedì eccetera, ma tra poco accadrà, quindi, perché tra l'altro ci sono alcune occasioni. L'appuntamento comunque è per venerdì con una diretta dalla pagina del Centro Studi Dialogo, che comunque condivideremo qui nella pagina dell'Accademia della Lingua Siciliana, e poi continueremo piano piano a rivederci come facevamo prima. Quindi un grazie a tutti e soprattutto un grazie a Giuseppe Gerbino e Nino Barone, che hanno allietato la serata di oggi, che era, ricordiamo che ricorreva la 10ª giornata nazionale del dialetto e della lingua locale, e proprio per questo abbiamo ideato di fare questa diretta. Grazie a tutti. Grazie, buonanotte. Ciao a tutti. Buonanotte a tutti. Alla prossima. Ciao a tutti. Ciao Peppe. Alla prossima. Ciao a tutti.